Eder. Mech. Pallister. In aula ho ascoltato ricostruzioni, parole che non corrispondono alla verità. Non ho potuto dire nulla, non mi era consentito in quella sede, ma in futuro esigo rispetto per Liliana che non può difendersi. Ho voluto essere presente. Sterpin ha continuato a dire cose che non collimano con quello che so io. Con Liliana eravamo felici, viaggiavamo. Non avevo elementi per pensare che il nostro rapporto non funzionasse. Io sono il primo a volere che venga trovata la verità sulla morte di mia moglie. Siamo sconcertati dalle modalità di conduzione di un esame che, nella fase delle indagini preliminari, poteva ruotare a 360 gradi su tutte le esternazioni fatte in questi anni da Sterpin, ma che invece si è limitato a recuperare quello che ha già detto e, se mai avesse dimenticato qualcosa, a ricordarglielo. Resta il rammarico che la procura non abbia colto l'occasione per esplorare le zone d'ombra lasciate dalle infinite contraddittorie dichiarazioni di Sterpin. Non si è voluto condurre un esame che portasse a dimostrare quello che anche dopo l'incidente probatorio non possiamo comunque confermare, ovvero che tra i due esistesse questa relazione. Non è emerso nulla di nuovo e tutte le ombre nelle dichiarazioni che nel tempo ha rilasciato Sterpin non sono state colmate. Speriamo di non restare ancora più sconcertati dall'esito degli incidenti probatori tecnici, soprattutto da una nuova perizia medico-legale sui quali il GIP deve ancora decidere, gli unici approfondimenti che potranno accompagnare la ricerca di una verità che stiamo aspettando da un bel po'. Se si dovesse arrivare a dibattimento, il giudice non sarà quello dell'incidente probatorio. Quindi fare emergere davanti a questo giudice l'attendibilità o la non credibilità di un teste era assolutamente un'attività superflua. Sul movente potremmo discutere all'infinito. Per come, stando all'ipotesi accusatoria, sarebbe stato confezionato l'omicidio, chi lo ha fatto voleva evitare che il corpo venisse ulteriormente violato. In generale si tratta di persone legate affettivamente alla vittima, che compiono un gesto che non vorrebbero compiere, persone che, secondo le note criminologiche, sono il marito geloso o l'amante deluso. Quindi non ci sarebbe neppure un movente economico che invece qualcuno punta ad accreditare. Aurora Maniscalco aveva solo 24 anni. Era una giovane donna italiana, energica e piena di sogni, che da oltre 3 anni aveva scelto di vivere a Vienna per costruire un futuro tutto suo. Lavorava come hostess per la compagnia Lauda Europe Limited, ma da qualche tempo aveva smesso di volare. Stava cercando una nuova strada, si immaginava volontaria in un centro per animali, pensava di imparare meglio il tedesco, fantasticava sul mestiere di tatuatrice. Sognava, come fanno i giovani, una vita che potesse finalmente somigliarle di più. Ma quei sogni si sono spezzati in una notte di primavera, nel quartiere multietnico di Brigittenau, in Universumstrasse. È da lì che Aurora è precipitata dal 3° piano di un palazzo. Il suo corpo è stato trovato sull'asfalto, gravemente ferito. Era ancora viva quando i soccorsi sono arrivati. Sua madre, già da cucina, l'ha raggiunta in ospedale di corsa, appena saputo della tragedia. Quando sono arrivata respirava ancora. L'hanno tenuta in vita, ma non c'era già più, ha raccontato, con la voce ancora incrinata dalla disperazione. La speranza si è spenta poche ore dopo. Il cuore di Aurora ha smesso di battere, lasciando un vuoto che nessuna versione ufficiale potrà mai colmare. Secondo quanto riportato dai media austriaci, la polizia ha archiviato l'accaduto come un incidente o un possibile atto di disperazione. Una definizione che tuttavia non convince affatto i familiari della ragazza. Già nei giorni successivi alla sua morte, la famiglia ha espresso più volte il desiderio e il bisogno di capire cosa sia davvero accaduto in quell'appartamento, chi fosse con Aurora e in che condizioni psicologiche e relazionali si trovasse. A manifestare i suoi dubbi non è stata solo la madre, ma anche una cugina e il padre della giovane. La signora Giada, pur senza accusare direttamente il compagno della figlia, Elio Bargione, non riesce ad accettare la versione dei fatti così come le è stata raccontata. Quello che lui vuole farci credere è che mia figlia sia impazzita. Ha aperto la finestra e si è buttata giù, dice. Ma io non credo a una parola. La sua versione è tutta da valutare, ha dichiarato al Corriere della Sera. La madre racconta anche che Aurora era cambiata nell'ultimo anno. Era ferita dentro. Psicologicamente stava soffrendo e io questo l'avevo capito. Non stava bene. Per quello che ho potuto sapere io da madre, ci sono stati litigi, episodi in cui ho visto un atteggiamento manipolatorio da parte sua. Lei invece lo proteggeva sempre, sembrava succube. Le sue parole sono dense di dolore, ma anche di osservazioni materne, di quelle che a volte non trovano spazio nelle cronache ufficiali,
ma che sono essenziali per comprendere il contesto in cui avviene una tragedia. Quando Aurora era tornata a Palermo l'ultima volta, già da cucina quasi non l'aveva riconosciuta. Era dimagrita, aveva il viso tirato, non stava bene. Ma lei mi diceva di stare tranquilla, che voleva sposarlo, che era felice. Eppure in quest'ultimissimo periodo sembrava più positiva, come se avesse ritrovato voglia di vivere. Una speranza che adesso si trasforma in un dolore lacerante, la sensazione che forse qualcosa stava cambiando in meglio e che quella finestra aperta nella notte non doveva essere una via di fuga verso la morte. Nei giorni successivi alla tragedia, la madre si è recata nell'appartamento di Vienna dove viveva la figlia. Voleva sentire ancora il suo profumo, cercare un contatto, anche minimo, con ciò che restava della sua presenza. Ho chiesto qualcosa di lei che non fosse stato lavato. Volevo sentire il suo odore nei vestiti. Ma in quella casa ha notato anche qualcosa che l'ha turbata. Una borsa, a cui Aurora teneva moltissimo, piena di cose messe alla rinfusa. Calze invernali, slip, oggetti raccolti alla svelta. Mi ha dato l'idea di un gesto impulsivo, di qualcuno che vuole andare via di corsa, che prende quello che trova. Secondo quanto riferito dalla madre, Aurora stava anche valutando l'idea di trasferirsi a Praga, dove era stata di recente. In casa c'erano valigie piene, ma non è chiaro se fossero appena preparate o risalenti a un precedente rientro. Le incertezze si sommano ai dubbi e ogni dettaglio, anche il più insignificante, assume per la famiglia un peso specifico immenso, perché può contenere una traccia della verità. La notte in cui è accaduta la tragedia, Elio Bargione era in casa. È stato lui a chiamare i soccorsi. È stato ascoltato dagli inquirenti mentre Aurora era ancora in ospedale. La sua versione, che non ha portato a nessun provvedimento nei suoi confronti, parla appunto di un gesto volontario o di un incidente. Tuttavia, la magistratura austriaca ha il compito di decidere se accettare questa ricostruzione della polizia o se, come chiedono i familiari, proseguire con nuove indagini. Intanto l'avvocato Alberto Raffadale, legale della famiglia Maniscalco, ha già presentato un esposto alla magistratura viennese e uno anche a quella italiana, presso la procura di Palermo. L'intento è chiaro: impedire che la vicenda venga chiusa frettolosamente, senza aver esplorato ogni possibile scenario. La madre e il padre di Aurora non vogliono colpevolizzare nessuno, ma chiedono verità, chiarezza, trasparenza. «Vogliamo piangere nostra figlia in pace», ha detto il padre, «ma per poterlo fare devono prima sapere cosa è davvero successo in quella casa». Nel frattempo, la decisione della magistratura austriaca potrebbe arrivare nelle prossime ore. Se la procura decidesse di chiudere l'indagine sulla base della versione fornita dalla polizia, i familiari hanno già annunciato che si opporranno con fermezza. Perché la memoria di Aurora merita rispetto e la sua morte non può essere archiviata come una semplice fatalità senza prima aver fatto tutto il possibile per cercare la verità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.